Rieccoci qua in studio. Noi parlavamo di cose anche molto simpatiche, interessanti, soluzioni adottate in altri paesi. Magari dopo le raccontiamo. Marotta, prego, e dopo devo sentire anche il vicepresidente della provincia. Dopo la filosofia adotta dell'amico Zanetti, io mi tengo più terra a terra e faccio esempi più pratici. Ma a noi piacciono anche gli esempi concreti. Sì. Esempi concreti che comunque a completamento dei ragionamenti della signora, scusa non mi ricordo il nome, e di Massimo. C'è un'altra sperequazione importante che ha portato questa riforma della famosa buona scuola. Anche qua i mass media, no, che mediaticamente ci dicono che è buona la riforma della buona scuola, non so cosa voglia dire, ma è mai possibile che abbiamo fatto passare con la fiducia la detassazione dei contributi che uno versa alle scuole private per mandare il figlio alle private? Questo creerà scuole di serie A e scuole di serie B, e la scuola pubblica verrà derubricata rispetto a uno che dice si fa i conti in casa e dice, e anche qui le differenze, sperequazioni tra chi può e chi non può. Fai i conti in casa e dice senti, io spendo, sì è vero che spendo 3.000 euro, però 3.000 euro mi tornano indietro con detassazione o quello che è detrazione, quello che è, io lo mando alla scuola privata. Punto. Poi però bisogna anche ricordare che in questo Stato che fa tutti questi ragionamenti si continua a dimenticare, a parte l'evasione fiscale, che su cui sono assolutamente d'accordo, è un paese dove non si ragiona mai quando c'è da tirarsi fuori dalle tasche, perché tutti parlano sempre per gli altri e mai facendo su se stessi la prima operazione. Ricordiamo che i famosi 4 miliardi, erano 2, 4, adesso non vorrei dire una stupidaggine perché sono anche solito dire sballare le cifre, ma stiamo parlando di qualche miliardo di soldi che non sono mai stati chiesti agli istituti della Chiesa Cattolica, che non fanno culto, ma che fanno altro. Io faccio l'esempio, fanno business, affittano luoghi ex di culto per fare business, perché ospitano, fanno ospitalità, turismo e quant'altro. Allora dico, in uno Stato del genere noi abbiamo la buona scuola che questo governo, io mi permetto di dire, qua sì, a livello di Boy Scout, perché qua siamo a livello di Boy Scout, con tutto il rispetto per i Boy Scout, perché è bello essere Boy Scout, però poi bisogna stare attenti a dove si mette la tenda, no? Perché se la metti sul gretto di un torrente, se arriva la piena te la butta via. La scuola è un argomento talmente importante per la cultura e la formazione dei nostri cittadini anche futuri, che averla basata su questi due pilastri, cioè che il dirigente deve fare tutto lui e l'altra è la detassazione per chi va alle private, capisce bene che ci sono due elementi di sperequazione assolutamente non indifferenti per il nostro popolo. Ecco qua, Bui. Voglio tornare un attimo indietro sul discorso di Pozzato, quando parlava di centri di spesa. E ritorno con un esempio concreto che riguarda la nostra regione, poi non lascio il discorso della scuola. E dico, centri di spesa, che idea abbiamo noi dell'organizzazione del Veneto? Qui ho il capogruppo di un gruppo consigliare. Provincia di Padova, 104 comuni. Veneto, 505. 500. Non vi sembrano troppi? Certo. Ecco, è ora di cominciare a dire comuni piccoli, prima il collega diceva 2 o 3 dipendenti su un comune non fanno niente 2 o 3 dipendenti su un comune. Quindi l'accorpamento, che però è quello che cominciamo si sta cercando a pensare, se non alla fusione, perché da subito la fusione a freddo rischia di fallire. Non funziona, ma almeno ad accorpare le funzioni e fare delle economie di scala sulle funzioni. Ma lei che è sindaco di Loreggia, non fa parte del gruppo? Nel Campo San Pierese abbiamo fatto però con la polizia, no? 11 comuni assieme che hanno accorpato un grosso numero di funzioni, la polizia, la protezione civile, il personale. Prima avevamo 11 comuni che avevano 11 funzionari che facevano gli stipendi. Adesso ecco, ma il cittadino chiede... Gli stipendi per gli 11 comuni li fanno 3 persone. Certo. Sì, ma gli altri 8 li utilizzi in altra maniera. Gli altri 8 li utilizzo per l'anagrafe, per i servizi sono le economie di scala, immediati. Ben vengano. Allora cominciamo a fare questo tipo di politiche e nel Veneto possiamo farli.
Adesso che Prima Monselice è il possibile collega farlo? di Monselice diceva Sì. ma le altre regioni del Veneto, le altre regioni d'Italia vanno peggio perché sono amministrate dal PD. Noi non dobbiamo guardare, diventiamo bravi, non guardiamo chi fa peggio, diventiamo bravi guardando chi è più avanti di noi. E gli esempi ne abbiamo, prima Certo. ne parlavamo anche durante la pubblicità. E quindi su questo dobbiamo cominciare a confrontarci qui nel Veneto. Ecco, lei... Su che idee abbiamo di riorganizzarci? Perché Certo. parlare sempre dello Stato, lo Stato, sì. No, per Lo carità. Stato sta anche ha sbagliato. Io per esempio che sono del PD sono un po' eretico su alcune cose, alcune riforme le avrei ponderate di più. Non parlo della riforma delle province perché tutti sanno quanto male è stata fatta l'applicazione, non l'impostazione. L'impostazione di passare da provincia come centro di costo ma a provincia come coordinamento di politiche territoriali, Territoriali. quella Quello sì. è condivisibile Certo. subito. L'impostazione di Rio era giusta e poi l'applicazione che è stata sbagliata. Sulla scuola avrei ponderato di più, avrei sentito un po' anche di più gli operatori della scuola. Ecco, ma Bravissimo. sì, A colpi, esatto. a colpi di maggioranza, tante volte, Non si va da per la nessuna fretta parte. di fare le riforme non sono... Ma il secondo lei frutto si è, del- si è arrivati alla fiducia proprio perché a questo punto era un out-out? Si arriva alla fiducia quando si vuole perché si fare... sapeva che non si sarebbe data la quando si sfiducia. fanno le riforme in fretta e poi a un certo punto si arriva sempre... Pur di farle. Vogliamo dire che questa Era compagine una questione di governativa, ma tenuta non di dentro meno PD. quelle precedenti, non intendono sedersi attorno a un tavolo Sì, con le sì, forze ma- sociali Sociali. per provare a discutere di come cambiare le cose, Su di come questo- fare le Guardi, riforme posso- vere. Ecco, su In que- Germania, che c'è un sindacato forte, no? Con cui si va a battagliare spesso, ma si siedono intorno a un tavolo, se ne danno di santa ragione, ma alla fine il prodotto finale che esce Vedi, magari è più di qui qualità, in no? Perché Italia si sono abbiamo un pro- confrontati due abbiamo un modelli. problema. In no? Italia abbiamo un problema. Abbiamo la politica non per contenuti ma per tifoserie. Bravo. Ci mettiamo allo stadio, non importa chi giochi dentro, ma uno Perfettamente deve andare d'accordo. contro all'altro. Da una parte all'altra della tribuna, E vediamo qualcuno il si... E allora siamo sempre divisi. Non è Non arroganza. c'è il contenuto del problema. 3 Andiamo- giorni fa una Aspetta un attimo sentenza solo. dichiara La un prima profilo Rosina, di poi dopo la legittimità, lei. Rosina sì mi ha che chiesto ci prima, un convoca. attimo solo. Parliamo però del male della pubblica amministrazione, nel senso che di costi, di quello che è la burocrazia e la macchina dello Stato. E diciamo che dobbiamo guardare il meglio. Beh, la Regione Veneto si è già dimostrata la migliore in Italia, quindi che abbia fatto tutto giusto, che sia tutto giusto, che non sia nulla di migliorabile, questo no. Infatti l'ha detto lo stesso Presidente che appunto 5 anni ha chiesto la fiducia ai Veneti per migliorare ancora di più questa macchina. Sarà molto facile sbagliare rispetto agli altri perché quando sei il primo della classe, appena scendi un attimo, qualcuno potrebbe accusarti di qualcosa che non è stato fatto bene, però abbiamo l'orgoglio di essere i primi in Italia, dobbiamo dirlo, è stato fatto un ottimo lavoro. Ma cosa vuol E dire i essere Veneti i ci primi? hanno Cosa vuol riconfermato dire essere al i governo primi? Cosa vuol dire? Se della siamo regione. qui a dire Se poi vogliamo che le cose dire che non vanno. nelle altre parti d'Italia ma gli altri sono ultimi, cosa vuoi? Sono ultimi, che inizino a diventare primi anche loro, che iniziano a razionalizzare la spesa della politica, Il taglio- che inizino il a taglio dare i sociale l'ha vitalizi fatto chi? come Il taglio vengono dati sociale nella nel regione Veneto, e che lo Stato, che è il governo Renzi, deve applicare i costi standard nei servizi e soprattutto nei servizi, perché è quello che va a aumentare il costo della Questa è burocrazia. una componente importante, Cupani. No, volevo solo ritornare sulla questione della valutazione perché della meritocrazia. Perché se è passato, come sembra sia passato il principio che tutta questa contrarietà rispetto al disegno di legge fosse legata esclusivamente ad un aspetto di non volere mettersi in discussione, di non voler farsi valutare, e chiaramente Questa è un po' la cosa che poi è anche passata. è un principio completamente sbagliato. Noi abbiamo contestato, per esempio, sulla valutazione
la composizione del comitato di valutazione. Io faccio valutare nel primo anno di insegnamento un docente, quindi lo valuto professionalmente, ha fatto un percorso di studi, ha un'abilitazione e entra a far parte del mondo della scuola, va in classe ed insegna. Al termine dell'anno a valutarlo ci sono 2 o 3 colleghi, più c'è rappresentante dei genitori e rappresentante degli studenti. Relativamente allo sforzo che farà l'insegnante durante l'anno, come si porrà nei confronti di quei docenti, di quei genitori o di quei ragazzi che dovranno valutarlo, cioè il ragazzo che prende 4 da quell'insegnante. Sì, no, è chiarissimo. Cioè, è chiaro che non devi, cioè se io devo valutare la professionalità, metto degli elementi esterni che sono professionalmente preparati per capire se io sono o meno in grado di svolgere questo lavoro. È come se, diciamo sempre, se il medico fosse valutato dal paziente e dalla famiglia del paziente. L'altro ragionamento della scuola. La scuola Veneto è un'eccellenza per tradizione, per sua scelta e per merito anche dei numerosi bravi insegnanti che noi abbiamo nel Veneto. È un'esperienza che volevo portare io, e mi si permetta. Io ho avuto occasione di incontrare i sindacalisti dei paesi del nord Europa e ti viene la rabbia a vedere che loro hanno copiato il nostro modello. E che è un modello che funziona e funziona bene, e noi l'abbiamo distrutto nel 2008, quando con la Gelmini e con Tremonti abbiamo distrutto il modulo. Verissimo. Lì abbiamo alti livelli, come li avevamo, noi eravamo i primi in Europa e siamo diventati fra un medio-basso. Quindi nella scuola si investe, nella scuola si crea si parte dal ragionamento che il futuro del nostro paese, le nostre generazioni partono da lì. La competitività nasce da quello, cioè perché adesso i nostri giovani dovranno essere competitivi a livello mondiale, essere preparati. E se non lo Siamo il sono... paese a livello europeo che spende meno in istruzione rispetto al PIL. Lo E diciamo anche qui una bella sperequazione. Berti. No, è un tema importantissimo, anche perché poi l'istruzione ovviamente va a ricaduta diretta anche su quello che è il mondo del lavoro. Bravissimo. Prima di tutto... Ma poi perché è la prima riforma che riguarda l'apparato pubblico, che è stata adottata, prima di tutto perché sono ruoli, cioè occupazione che crea, perché avendo una maggiore istruzione, ovviamente, cioè noi lo diciamo spesso, la grande opera dove deve investire l'Italia è la cultura. Noi esportiamo, purtroppo il materiale che esportiamo più di tutti sono cervelli e conoscenza. E quindi al di là di esportare quello bisognerebbe esportare le idee e le informazioni e non le persone che purtroppo creano poi le idee e andare a portarle all'estero, perché anche poi bisogna essere molto pratici. Costa mediamente un ragazzo alla comunità tra i 250.000 euro e il €500.000, dipende dalla formazione che ha, nel momento in cui dovrebbe entrare nell'attività lavorativa e quindi andare a contribuire sia con le tasse, quindi se vogliamo considerarlo portare ricchezza al nostro paese, portare ricchezza, nel momento quindi in cui in un certo senso anche la comunità dovrebbe andare a riprendere, sia da un punto di vista intellettivo, sia da un punto di vista economico, quello che ha dato a questa persona, questo prende e va all'estero. Allora siamo stati, permettetemi magari il termine un po' falso, siamo stati scemi 2 volte. L'abbiamo formato, abbiamo speso e dall'altra parte lo stiamo lasciando andare via. Questa è la prima grande operazione che deve fare un paese che vuole ripartire, un paese che nasce e si crea, insomma le università lo sappiamo dove nascono, un sistema fantastico fino al 2008, ne abbiamo parlato fino adesso, ma che soprattutto fa della persona, fa dell'individuo la propria forza. Cosa ci invidiano nel mondo? La nostra creatività, le nostre idee, le nostre capacità, anche individuali a volte, ma che vengono formate all'interno di una comunità di alto livello. Se andiamo a perdere questo, abbiamo perso tutto. Se pensiamo di poter fare la massificazione e di rendere in un certo senso privatistico ciò che è pubblico, andiamo a restringere, andiamo a creare business dove non ci deve essere. Noi siamo contrarissimi, qua lo dico, ma sia come movimento e anche io come persona, al fatto che non ci sia la possibilità di scelta. Noi ci troviamo oggi in una situazione veneta dove siamo molto spesso obbligati a dover prendere delle scelte. Certo. Penso appunto al discorso di cui si faceva prima, il diverso equilibrio che c'è tra il pubblico e il privato. Un privato che in questo momento è molto molto spinto in Veneto, e io non dico che non debba esserci, ma uno deve essere libero per scegliere, di trovarsi di fronte a un 50-50, non di fronte a un 70-30, perché queste sono le percentuali per alcune fasce d'età, diciamo circa lo 0,6 di cui ci troviamo di fronte adesso. Allora questo è un problema, questo è un primo grandissimo tema a cui si va incontro. No, infatti Pozzato, Prego, sì. Perché la cosa qua è importante, cioè, la scuola ha un elemento fondamentale perché diciamo che è il cuneo.
E poi resta comunque sempre questa differenza tra pubblico e privato che continua ad essere percepita, si diceva in Veneto tra scuola pubblica e privata, ma in Veneto anche tra dipendente pubblico e dipendente privato. Quello che ha fatto reagire un po' a questo discorso della sentenza della consulta, no? L'avete percepito anche voi? Sì, la reazione diciamo, è una reazione da tifoseria, come è stato quello che si diceva prima. Più, bene questa tifoseria. Chi è a favore, chi contro, no? Più che nel merito, perché basterebbe ricordare che la consulta ha fatto questa sentenza dicendo, insomma, dai, adesso basta bloccare il contratto nazionale dei lavoratori e lavoratrici del sistema pubblico, quindi enti locali, sanità, enti pubblici non economici, ministeri, scuola e tutti quanti i settori. E ha detto questo, dopo 6 anni. Non ha detto dobbiamo partire da 6 anni fa, in sostanza ha detto adesso non è corretto in sostanza questo blocco. Ha fatto una sentenza su un ricorso delle organizzazioni sindacali e quello è un percorso. Però se andiamo a guardare il merito, cioè la normalità, il nostro quotidiano, allora, cos'è un contratto? Che poi tutti noi abbiamo un contratto, no? Cioè quelli, almeno diciamo quelli che hanno un lavoro, sanno cosa significa. Significa che c'è una parte economica, e pare che oggi tutto si riduca lì, e c'è una parte normativa di organizzazione. Ora, c'è un contratto che è bloccato da 6 anni. Dall'altra parte si parla di innovare, reingegnerizzare il sistema della pubblica amministrazione, con un contratto fermo da 6 anni. Il contratto che è lo strumento che può avere l'organizzazione per gestire una miriade di cose. Quindi noi abbiamo un contratto che regola le cose che riguardano le pubbliche amministrazioni, che è fermo a 6 anni fa, senza nessuna innovazione, e 6 anni fa era l'inizio della crisi internazionale che c'è stata, con tutto quello che sappiamo metterci dentro in questi 6 anni. Ecco, io la fermo un attimo perché le chiedo una cosa, una precisazione, prego. Se è vera. Secondo l'ufficio legale dell'ANIEF, quindi dopo le chiedo conferma, il rinnovo contrattuale del pubblico impiego non produrrebbe alcun beneficio nelle buste paga dei lavoratori statali, perché qualora si sbloccassero i contratti entrerebbe subito in vigore in modo automatico l'applicazione della riforma del pubblico impiego, quindi che è stata fatta nel 2009, la legge 150. È Brunetta, bravissimo, firmata dal ministro Brunetta, secondo la quale il rinnovo contrattuale dei pubblici dipendenti avrebbe comportato la cancellazione di tutti i riferimenti all'anzianità di servizio per fare spazio alle prestazioni individuali realizzate all'interno del comparto pubblico di appartenenza. Inoltre una parte dei dipendenti pubblici potrebbe perdere l'aumento di 80 euro mensili deciso dal governo Renzi per gli stipendi fino a 25.000. Diciamo, allora, quindi questo, c'è questo piccolo... Non chiedo Zanetti. Non corrisponde al vero. Assolutamente. La prima parte non esiste. La seconda parte può essere vero per le fasce medio-basse, cioè un aumento contrattuale può far passare lo scaglione per cui oggi certuni prendono gli 80 euro, questo può essere vero. Ma è vero che non ci sarebbe alcun tipo di... No. Per questa, nessun tipo, quindi entrerebbe in vigore automaticamente la riforma del 2009 di Brunetta? Assolutamente è applicata nelle pubbliche amministrazioni nell'accessorio nell'85% dei casi, salvi per 2 norme. Una rispetto al pagamento della produttività, che stabiliva un assioma sbagliato, dice: fatto 100 i dipendenti, a 50 non prenderanno niente, degli altri 50 ci saranno i bravissimi e i meno bravi. Che come fai a stabilire a priori e non dopo che c'è comunque un 50% un numero complessivo che non prenderà niente? Solo in quello non è stata applicata, per il resto la 150 è stata applicata in tutte le altre parti normative e non solo nei ministeri. Va bene, quindi non va bene precisare perché sennò circolano voci. Perché parliamo di contratto nazionale. E comunque vorrei ricordare che mi dovrebbero spiegare perché nel privato in questi anni i contratti si sono fatti. Facciamo un esempio, i bancari hanno chiuso il contratto nel mese di marzo, 85 euro di aumento, il commercio 87 euro.
e potrei andare avanti con gli altri settori. Cioè in questi anni non è che i privati non hanno fatto, poi non hanno fatto contratti straordinari, ci mancherebbe, in questa fase di crisi è difficile immaginare, ma l'altra scemenza che si è detta, e guardi, non a caso l'avvocatura ha messo in bocca, e dopo il ministro dell'economia Padoan ha rinforzato dicendo se dette la possibilità di fare i contratti con retroattività ci costa 35 miliardi, ma fosse vera questa cosa, io scoprirei oggi che quindi lo Stato ha risparmiato sulle mie spalle e degli altri colleghi che lavorano nella pubblica amministrazione 35 miliardi di euro. Vogliamo dire cosa costa un contratto nella pubblica amministrazione? Costa 2,5-3 miliardi di euro, non 35. Chiarissimo. No? Perché se fosse 35 vorremmo dire che staremmo parlando di emolumenti che vanno mediamente sui 500 euro d'aumento, che non esistono. Non sono mai esistiti. L'ultimo contratto che noi abbiamo chiuso nella pubblica amministrazione 2006-2008 era di 90 euro lordi, medi a regime, vuol dire che sono 44 euro netti di aumento in un anno, cioè 4,40 euro al mese. Di cosa stiamo parlando? Ecco, esatto, di cosa stiamo parlando? Di Pubblicità. cosa stiamo parlando? No, dopo do la parola anche a voi, Quindi, che a Marotta. questo vorrei capirlo. Benissimo. Andiamo in pubblicità pochi secondi. E comunque...